1-2 di Sanna, il Carbonia doma anche l'Arborea, la doppietta del sostituto di Cacciuto regala 3 punti d'oro ai minerari. Nelle pesanti incertezze difensive degli ospiti il Carbonia ci è andato a nozze dopo aver capito come e quando affondare i colpi e a conti fatti, stando al primo tempo, il risultato sarebbe anche potuto essere molto più largo. In questa prima settimana di novembre prende dunque corpo il progetto dei minerari di porsi come una delle formazioni dominanti del torneo, il quale sarà lungo e dovrà necessariamente scendere a patti anche col Carbonia. La gara scivola via in discesa quasi subito. Al primo minuto tenta il colpaccio Amendola, poi è solo gioco ad una porta con la sventurata compartecipazione di Cadoni. Al quinto l'estremo difensore non calcola il rimbalzo sull'erba Fradicia e spalanca la porta a Lazzaro, ma sulla linea rimedia Docunè. Un minuto dopo il portiere concede il bis ma la passa liscia. Altri 60 secondi e una fucilata di Boi finisce sopra la traversa per la deviazione di un difensore. Il tiro a segno prosegue 30 secondi dopo quando Docunè, cercando di salvarsi in angolo, colpisce la traversa. Il gol giunge al 18° del primo tempo in virtù della punizione di Milia. Sanna stacca di testa anticipando marcatore e portiere e il Carbonia in vantaggio. L'Arborea è stordito, stenta anche a superare a metà campo. Al 29° è Amendola a salvare sulla linea. Dopo il primo intervento di Daniele Bove, respinge su Musu dopo imperfetto rinvio di Andrea Bove. Sul finire raddoppia ancora Sanna. Accelerazione improvvisa di Mastino sulla destra, palla bassa al centro e complice una deviazione di Cadoni. Facile appoggio in rete. Al terzo minuto del secondo tempo una fucilata di Mureddu lambisce il palo e al nono è Musu che si divora da pochi metri il gol. Al 12° l'Arborea centra il palo anche a causa della deviazione di un difensore. Un'incursione di Lazzaro e un destro al lato di Sanna ricordano all'Arborea che il terzo gol è sempre in agguato, ma sono gli ospiti al 44° a sfiorare il gol, forse meritato, con una capocciata di Musu a fil di palo. Allo Zobore, al termine della partita, la sfida del Carbonia contro l'Arborea, la formazione mineraria vince per 2-0, doppietta di Giacomo Sanna. Sentiamo il mister del Carbonia Fabio Pires. Abbiamo fatto, secondo me, la miglior partita del campionato sotto il profilo della voglia, della determinazione. Abbiamo avuto un grande approccio alla partita. Primo tempo 2-0, altre 2 limpide occasioni, 2 salvataggi sulla rete loro, altre 2 o 3 occasioni nell'area avversaria. Potevamo sicuramente fare anche qualche gol in più, soprattutto nel primo tempo. Il secondo abbiamo gestito bene, secondo me, abbiamo subito poco, un po' alla fine, qualche calcio piazzato, ma ci sta. Ecco Fabio, il Carbonia dimostra tra l'altro di essere anche ben preparato sotto il profilo atletico, non è facile giocare su questo campo, tra l'altro oggi è una giornata di pioggia, il campo inzuppato, molto pesante, i tuoi uomini hanno disputato davvero una grande partita. Sì, poi abbiamo fatto 5 partite in 14 giorni, quindi sicuramente bisogna essere pronti atleticamente e anche mentalmente, ragazzi, e questo ci tenevo di più perché hanno dimostrato tanta voglia, tanta determinazione e tanta appartenenza al gruppo. Ecco, il campionato è ancora lungo, ma state ormai andando ad avere la migliore forma, no? Sì, adesso comunque i ragazzi hanno preso fiducia, siamo consapevoli che c'è sempre da crescere, però si vedono partite molto diverse dalle prime 3-4 giornate. Domenica prossima? Domenica prossima siamo in casa dell'Andromeda, che è un campo difficile, battagliero, squadra che si deve salvare, che non sarà facile come sempre, ma ci pensiamo da martedì anche a questo, ci godiamo questa vittoria. Grazie. Grazie a te Renato. Al termine della sfida al vertice, diciamo così, fra la formazione di Carbonia e l'Arborea, che ha un ottimo posto in classifica, la spuntata la formazione mineraria 2-0, doppietta di Giacomo Sanna. Siamo qua in compagnia di mister Firino. Come ha visto questa partita? Sicuramente è una gara giocata su un campo, non dico al limite della praticabilità, ma quasi difficile poter palleggiare, poter esprimere quelle che sono le nostre solite trame di gioco, insomma. Quindi siamo dovuti adattare un attimino e molto probabilmente abbiamo patito questo, non siamo stati bravi soprattutto nella prima frazione di gioco a interpretare al meglio come andava giocata su questo campo la gara. Quindi una gara che poteva essere decisa da episodi, infatti così è stato, perché poi sbloccato su una palla inattiva, poi c'è stato il piccolo infortunio del nostro portiere fuori quota. E per noi cambia poco, perché una gara che ci aiuterà a farci crescere, a continuare il nostro processo di crescita, insomma. Il campionato naturalmente è ancora a lungo, questa sconfitta non preclude nulla per la sua squadra? Assolutamente, siamo ancora alle schermaglie iniziali, era sicuramente una gara importante per quel che dice la classifica, ma per noi cambia poco, assolutamente, continueremo
lavorare ad applicarci con la solita serenità, ovviamente facendo tesoro, non dimenticando gare di questo tipo qua e come vanno interpretate, e sono convinto che ci aiuteranno a crescere ulteriormente. Insomma. La sua è un'ottima squadra, ho visto delle belle trame di gioco. Per quanto riguarda il Carbonia, cosa dice? Penso che oggi la vittoria sia assolutamente meritata, quantomeno per quel che riguarda i primi 45 minuti. Se una squadra arriva quasi sempre prima sulla palla, ho visto una cattiveria agonistica maggiore nei primi 45 minuti. Poi il Carbonia sicuramente non lo scopriamo oggi, è una squadra che è stata costruita per tentare il salto di categoria immediato, ha delle ottime individualità, un ottimo organico e soprattutto ben allenato, un'ottima squadra. Grazie mister, in bocca al lupo per il futuro. Grazie, anche a lei, arrivederci. Il bomber della giornata, Giacomo Sanna, insomma davvero complimenti perché piano piano stai trovando di nuovo la tua forma, vieni anche da un infortunio se non vado errato. Sì, è da due, diciamo una da capi, un problema da tutore che ha avuto all'inizio della preparazione, però adesso mi sto allenando bene e si vedono i risultati, va bene. Insomma il Carbonia comunque quest'anno ha messo su un attacco davvero di rilievo. Sì, l'attacco sì, però l'attacco deve essere supportato anche da un centrocampo decente e una difesa decente, quindi quello che siamo quest'anno, siamo forti in tutti i reparti, abbiamo i cambi validi, soprattutto anche i giovani non fanno sentire questa pesantezza sulle assenze dei grandi, quindi è un buon punto anche quello. Insomma Giacomo, tu hai la tua bella esperienza insomma, nei campionati regionali, secondo te il Carbonia davvero ha la possibilità quest'anno di andare molto in alto? Sì, per come si sta formando il gruppo secondo me sì, è una squadra forte. E quindi insomma non diciamo quella parola. Sì, però ce la giocheremo, ovviamente ci sono quelle 3-4 squadre da vertice come quelli che abbiamo sfidato oggi, l'Arborea che non è meno, è una buona squadra. Poi ce la possiamo giocare con tutte sicuramente. Grazie, in bocca al lupo per il proseguo del campionato.